E sta per partire dunque il trofeo Anna Maria Grassi edizione 2019, ormai un classico al Savio, un trofeo riservato ai gentleman che vede i migliori della specialità confrontarsi in due prove per poi rimandare il tutto alla finale programmata per la sesta corsa, con cavalli che sceglieranno a seconda della graduatoria della classifica maturata nelle prime due prove. 10, 5, 3, 2, 1 i punti per i primi 5 classificati. Prima prova che vede al via Sport Danzola, Tai2R per Bibi, Naldo Benal, Vincent Moon, Uragano Spritz in prima fila, Tiffany TR, Tarek Saira e Roxy Viking in seconda. Ricordiamo che Sport Danzola è guidato da Michele Canali, per Bibi da Thomas Manfredini in sostituzione di Elena Orlando Villani e di Alfredo Sorrentino. Macchina che stacca con Uragano Spritz che va via come il vento e si porta in vantaggio. Già in 50 metri c'è l'errore intanto di Tai2R, forse numero 2 Tai2R squalificato. E sbagliano in tanti, c'è stato parecchio Bagliamin. Numero 10 la squalifica anche per Roxy Viking, sono rimasti in 4 praticamente all'avanguardia con Uragano Spritz che ha preso vantaggio e conduce dopo 300 metri di gara, poi Sport Danzola che segue in seconda posizione ma a una decina di metri. Intanto il quarto per Uragano Spritz va via in un 29,5 piuttosto svelto, in terza posizione invece Tarek precede per Bibi. Gli altri sono decisamente più discosti ma stanno cercando di recuperare, almeno quelli che sono rimasti ancora in corsa. C'è Naldo Benal che prova a spostare in questo momento, 45,5 il passaggio del 600 con Michela Rossi che continua a guidare. Uragano Spritz in vantaggio dopo 700 metri di gara, all'esterno prova a spostare ora Tarek, mentre dalle retrovie Naldo Benal progredisce. 800 completati in 1 minuto e 3 decimi con Uragano Spritz che controlla la situazione. Uragano Spritz in vantaggio quando siamo sulla penultima curva, Tarek che avanza al suo esterno, è seguito da Naldo Benal, anche per Bibi segue invece le mosse di Sport Danzola che è in seconda posizione, 1,15,3 il chilometro, ora i primi due allungano con Uragano Spritz che si difende da Tarek che generosamente insiste ancora al suo esterno, i due alle prese quando siamo a 400 dalla conclusione. Sono seguiti da Naldo Benal che ha sopravanzato Sport Danzola, ora ultima curva affrontata con Uragano Spritz che cerca di andarsene, Naldo Benal che però va in scia ora, mentre cala Tarek, ultimi 200 metri di gara, si imbocca addirittura d'arrivo con Uragano Spritz in vantaggio, ora può sprintare al suo esterno Naldo Benal, più indietro c'è Tarek, gli altri tagliati fuori, ultimi 100 metri di gara, Uragano Spritz controlla la situazione, viene a vincere nettamente, alza il braccio Michela Rossi con Uragano Spritz, secondo posto per il numero 4 Naldo Benal, al terzo finisce Tarek, poi gli altri. 1,14,6 il ragguaglio conclusivo per Uragano Spritz, Michela Rossi che conosce benissimo il proprio allievo, lo ha portato in un amen al comando e ora vedete alza il braccio, felice per la vittoria.